ragazzi, eccoci qua di nuovo. Oggi vi presento un'altra ricetta, non per la colazione, ma facciamo un primo pasto. Le penne dello zio Piero. Vi presento gli ingredienti. Per la nostra ricetta serviranno 500 g di pasta di penne rigate, 2 spicchi di aglio che io già precedentemente ho tritato, un ciuffo di prezzemolo, un peperoncino, questo è calabrese originario, però potete adoperare quello secco, 200 g di prosciutto cotto tritato, passata di pomodoro 1 kg, un bicchierino di brandy per sfumare, una mozzarella fior di latte, l'importante è che sia tritata a mano, non tagliata con il coltello, un pizzico di parmigiano, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora iniziamo. A questo punto accendiamo l'acqua per la pasta. In padella mettiamo un filo d'olio, il nostro aglio, peperoncino, un pizzico di prezzemolo, non tutto, questo è già troppo, e facciamo andare. Aggiungiamo un goccetto d'olio, facciamo soffriggere qualche minuto, poi aggiungiamo il nostro prosciutto. Che profumino che sale. Ora aggiungiamo il nostro prosciutto, facciamo rosolare un pochino, una volta accialdellato per bene, che è cotto, lo possiamo sfumare con un po' di brandy. A questo punto aggiungiamo la passata di pomodoro, e lo facciamo andare. Aggiustiamo dopo con un po' di sale e un po' di pepe. A questo punto il sugo è quasi pronto, possiamo mettere le penne a cuocere. L'acqua bolle, mettiamo la nostra pasta, troppa, aggiungiamo la nostra mozzarella, un pochino di parmigiano, e ora viene il bello. Andrebbe saltata tutta, ma io penso più quella che butto di fuori che quella che mi rimane dentro. Vediamo. Perché va saltata, se no, se si gira la mozzarella con il mestolo si abballa tutta. Quindi questa va saltata per 2 o 3 minuti fino a che la mozzarella non si è sciolta. Vedete, si sta sciogliendo la mozzarella. A questo punto le nostre penne sono cotte, pizzichino di prezzemolo per fiorettare e un pizzico di parmigiano. Buon appetito!